Benvenuti amici appassionati bianconeri di Udinese Channel dallo stadio Tegil di Lignano per l'ennesima partita amichevole internazionale dell'Udinese di Stefano Colantuono, che oggi ospita, dopo l'inversione di campo, il Bastia, la squadra francese. In porta c'è ovviamente Orestis Karneazis, che si schiererà tra i pali, difesa a 3 che sarà formata da Piris, Danilo e Domizzi. L'abbiamo detto, è il reparto un po' più falcidiato dalle assenze. A centrocampo dal primo minuto l'esperimento con i due esterni destri, tra virgolette, diciamo così. C'è Widmer con il numero 27 largo sulla destra, ci sarà Edenilson con il numero 21 largo sulla sinistra. Per anche comodità per voi da casa vi vado a ricordare che Piris indosserà la numero 3, Domizzi la numero 2 e Danilo la consueta numero 5. È iniziata la partita al Tegil di Lignano. Miturra, forse con un braccio Galeotto, lascia proseguire l'arbitro. Intervento regolare sul cileno, scivola Piris, Aite prova a sfuggire, punta Danilo, Aite doppio passo ancora all'interno della rigore, Aite palla che sfiora la traversa, subito brivido con il Bastia. Adesso Koné nella zona di Widmer all'interno dell'area di rigore, il destro blocca in due tempi. Lecca è libero di attaccare Camanò, attenzione al Bastia, un po' scoperta la difesa dell'Udinese. Camanò, servizio per Brandao che stoppa male ma segna con il sinistro all'interno dell'area piccola. Bruciato Karneazis, nulla da fare per il portiere greco che si è trovato di fronte l'attaccante brasiliano. Attenzione ancora sulla destra, Camanò che crossa per Aite, la palla che finisce in fondo al sacco per il raddoppio del Bastia. Azione in fotocopia rispetto all'1-0 segnato da Brandao. Edenilson, il lancio lungo per Di Natale che la mette giù con una meraviglia. Di Natale, la palla che si spegne alta. Camanò, punta Edenilson, aspetta la sovrapposizione profonda di Cahuzac che per la prima volta si fa vedere lì davanti. Edenilson gli soffia il pallone Cahuzac, Brandao e la palla che finisce in fondo al sacco. E Camanò invece a segnare il gol del 3-0. Palla che viene gettata in avanti, chi fischia il duplice e c'è bisogno di andare negli spogliatoi. Grandissima azione, Pinzi Guilherme Pasquale, il cross teso per Badu che non ci arriva. Edenilson buca l'intervento sul secondo palo e qui è mancata assolutamente la staffilata, la stoccata decisiva. Controcross di Guilherme, lungo per Badu che prova a prolungarla per Pinzi. Edenilson prova a profondere le sue ultimissime energie, il colpo di testa da parte di Aguirre. Guilherme, la palla ad uscire, Domizzi, il miracolo di Lecca. Attenzione però dall'altra parte a Brandao, grande stop, Piris lo tiene in qualche modo, Brandao, il miracolo di Romo che con il piede sinistro evita la quarta realizzazione del Bastia. Guilherme forse può anche tirare, la respinta di Lecca. Edenilson, vediamo cosa inventa il brasiliano. Edenilson poi all'interno per Aguirre, ancora un miracolo di Lecca. Pinzi male, l'Udinese in questo secondo tempo ha cambiato volto, grande triangolo con Badu che poi serve Edenilson, il tunnel di Edenilson dentro per Badu. Aguirre, Guilherme, Badu prova a sfondare, Badu sgambettato, calcio di punizione dal limite dell'area, la finta di Guilherme, parte Aguirre nella rete di Rodrigo Aguirre che ha seguito perfettamente quelle che erano le indicazioni. Tiro a sbattere davanti al portiere che non l'ha letta bene, non l'ha vista, la palla si è infilata in fondo al sacco, il gol di Aguirre. Il servizio è per Guilherme, Edenilson aspetta la sovrapposizione di Pasquale, va il brasiliano che ha un po' di libertà per aprire nella zona di Aguirre. Che gran gol dell'Udinese, ancora con Rodrigo Aguirre, l'assist di Edenilson è da scuola calcio, davvero bellissima l'apertura del brasiliano per il colpo di testa di Aguirre. Si chiude con il triplice fischio dell'arbitro, però un 3-2 che rende più giustizia al secondo tempo dell'Udinese. La respinta di Lecca. Edenilson, vediamo cosa inventa il brasiliano. Edenilson poi all'interno per Aguirre, ancora un miracolo di Lecca. Pinzi male, l'Udinese in questo secondo tempo ha cambiato volto, grande triangolo con Badu che poi serve Edenilson, il tunnel di Edenilson dentro per Badu. Aguirre, Guilherme, Badu prova a sfondare, Badu sgambettato, calcio di punizione dal limite dell'area, la finta di Guilherme, parte Aguirre nella rete di Rodrigo Aguirre che ha seguito perfettamente quelle che erano le indicazioni. Tiro a sbattere davanti al portiere che non l'ha letta bene, non l'ha vista, la palla si è infilata in fondo al sacco, il gol di Aguirre. Benvenuti amici appassionati bianconeri di Udinese Channel dallo stadio Tegil di Lignano per l'ennesima partita amichevole internazionale dell'Udinese di Stefano Colantuono.
Colantuono che oggi ospita dopo l'inversione di campo il Bastia, la squadra francese. In porta c'è ovviamente Orestis Karnezis che si schiererà tra i pali, difesa a 3 che sarà formata da Piris, Danilo e Domizzi. L'abbiamo detto, è il reparto un po' più falcidiato dalle assenze. A centrocampo dal primo minuto l'esperimento con i due esterni destri, tra virgolette diciamo così. C'è Widmer con il numero 27 largo sulla destra, ci sarà Edenilson con il numero 21 largo sulla sinistra. Per nulla da fare per il portiere greco che si è trovato di fronte l'attaccante brasiliano. Attenzione ancora sulla destra, Camanò che crossa per Aite, la palla che finisce in fondo al sacco per il raddoppio del Bastia. Azione in fotocopia rispetto all'1-0 segnato da Brandao. Edenilson, il lancio lungo per Di Natale che la mette giù con una meraviglia. Di Natale, la palla che si spegne alta. Camanò, punta Edenilson, aspetta la sovrapposizione profonda di Kahuzak che per la prima volta si fa vedere lì davanti. Edenilson gli soffia il pallone Kahuzak, Brandao e la palla che finisce in fondo al sacco. E Camanò invece a segnare il gol del 3-0. Palla che viene gettata in avanti, chi fischia il duplice e c'è bisogno di andare negli spogliatoi. Grandissima azione, Pinzi, Guilherme, Pasquale. Il cross teso per Badu che non ci arriva. Edenilson buca l'intervento sul secondo palo e qui è mancata assolutamente la staffilata, la stoccata decisiva. Controcross di Guilherme lungo per Badu che prova a prolungarla per Pinzi. Edenilson prova a profondere le sue ultimissime energie. Il colpo di testa da parte di Aguirre. Guilherme, la palla ad uscire, Domizzi, il miracolo di Lecca. Attenzione però dall'altra parte a Brandao, grande stop, Piris lo tiene in qualche modo. Brandao, il miracolo di Romo che con il piede sinistro evita la quarta realizzazione del Bastia. Guilherme forse può anche tirare, anche comodità per voi da casa. Vi vado a ricordare che Piris indosserà la numero 3, Domizzi la numero 2 e Danilo la consueta numero 5. È iniziata la partita al Tegil di Lignano, Iturra forse con un braccio Galeotto lascia proseguire l'arbitro. Intervento regolare sul cileno, scivola Piris, Aite prova a sfuggire, punta Danilo, Aite doppio passo ancora all'interno della rigore, Aite palla che sfiora la traversa, subito brivido con il Bastia. Adesso Koné nella zona di Widmer all'interno della di rigore, il destro blocca in due tempi. Lecca è libero di attaccare Camanò, attenzione al Bastia, un po' scoperta la difesa dell'Udinese. Camanò, servizio per Brandao che stoppa male ma segna con il sinistro all'interno dell'area piccola. Bruciato Karnezis